Una vera e propria tempesta si sta formando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento urgente ed elettrizzante sul mercato del Napoli, che potrebbe essere sul punto di portare un nome sorprendente alla guida dell'attacco. Come sempre, vi portiamo le informazioni più calde, direttamente dal dietro le quinte del mercato europeo e internazionale. Quindi, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché questa informazione potrebbe cambiare completamente l'attacco del Napoli per la prossima stagione. Secondo le informazioni divulgate dal giornalista turco Yaz Sabuncuoglu, il Napoli ha appena presentato un'offerta ufficiale per John Yader Duran Palacio, attaccante colombiano di soli 20 anni, che attualmente milita nell'Al Nassr, in Arabia Saudita. Ma calma, questa storia ha molti più retroscena di quanto si possa immaginare. Per chi non lo ricordasse, Duran è stato venduto dall'Aston Villa all'Al Nassr per 77 milioni di euro, più 13 di bonus, oltre a un contratto astronomico che garantisce al giocatore 10 milioni di euro a stagione. Una scommessa gigantesca fatta dagli arabi, che hanno creduto nel potenziale del colombiano, nonostante la sua giovane età. E guarda un po', lui ha anche mantenuto le promesse, 13 partite, 8 gol nella Saudi Pro League. Solo che, sorprendentemente, dopo soli 6 mesi, il giocatore sarebbe già disposto a tornare in Europa. Ed è qui che entra in gioco il Napoli. Il club napoletano è alla ricerca di un partner ideale per affiancare Romelu Lukaku in attacco. E di fronte alle incertezze sul futuro di Simeone Raspadori, la dirigenza guidata da Giovanni Manna ha deciso di agire. I valori di questa possibile trattativa non sono ancora stati resi noti, soprattutto perché l'investimento dell'Al Nassr è stato altissimo e non sarà facile negoziare un'uscita a basso costo. Quello che sappiamo finora è che Duran corrisponde perfettamente al profilo che Antonio Conte sta cercando. Forte, esplosivo, giovane, con un ottimo tiro e, soprattutto, desideroso di mettersi alla prova in Europa dopo una breve parentesi in Arabia. È il tipo di giocatore che non arriva solo per essere una promessa, ma per competere per un posto da titolare e diventare protagonista nel nuovo Napoli che Conte sta progettando. Ora resta da vedere, l'Al Nassr accetterà di liberare il giocatore? Il Napoli riuscirà a convincerlo finanziariamente? E ancora, quale sarà il destino di Simeone Raspadori, che potrebbero essere direttamente coinvolti in questa operazione? Il mercato è in fermento e, ancora una volta, il Napoli appare come protagonista sulle pagine dei principali media internazionali. E ora, tifoso napoletano, la domanda è per te: approvi l'acquisto di John Duran come nuovo compagno di Lukaku? Oppure pensi che il Napoli dovrebbe puntare su un altro nome? Commenta qui sotto, dici da quale città stai guardando questo video e, naturalmente, se ti è piaciuta questa bomba di mercato, lascia un super grazie qui sul canale per rafforzare il nostro lavoro e aiutarci a continuare a portarti le notizie più calde direttamente dal dietro le quinte del calcio europeo. Alla prossima!